Al via Ioppolo Giancaxio, la 18ª edizione della Sagra del Melone Giallo nelle notti del Gufo, gli eventi estivi che il piccolo comune dell'entroterra agrigentino anche quest'anno ha voluto organizzare, un cartellone ricco di eventi che ha visto tanti momenti di intrattenimento, spettacolo, esibizioni di band, karaoke in piazza, ma anche momenti culturali. Si è iniziato ieri con il tributo a uno dei più famosi gruppi mondiali, quello dei Pink Floyd, ancora presente con le sue collezioni in tutte le classifiche mondiali dei dischi più venduti. Oggi sabato tanti momenti, anche il concorso letterario Gufi e Meloni, sotto la direzione artistica della dottoressa Stella Vella, l'estemporanea di pittura a cura dell'Associazione Belle Arti Caffi di Agrigento, il concorso fotografico Le Notti a Colori, con i bambini protagonisti nel corso principale, quindi le attività ludico-ricreative a cura della Scuola Arte Marziali di Agrigento, diretta dal maestro Alessio Rizzo, e il saggio di danza della Scuola Ermoni Dense, quindi la premiazione del concorso fotografico Le Notti a Colori e le degustazioni dei piatti tipici a base di melone giallo. La serata terminerà con il galà e la sfilata di moda di Metten Desi a Colori. Meravigliosa serata quella che ci hanno garantito la cover band Inside Out dei Pink Floyd, una serata che apre la sagra del melone giallo, una meravigliosa serata, tanta presenza, tanto coinvolgimento, ma soprattutto uno stile musicale che è insolito ma che sta coinvolgendo tutti. Questo è l'auspicio, che la sagra del melone giallo possa essere veramente un momento di incontro di tutti, dai bambini agli adulti, alla famiglia, perché questa piazza rappresenta un po' l'incontro di tutti quanti abitano sia a Ioppolo, gli emigrati, i tanti fruitori e paesi viciniori. Le numerose presenze anche dei spazi espositivi stanno arricchendo questa manifestazione, permettendo di creare un momento di grande attrazione. Domani il momento molto più forte, dove ci sarà la degustazione del melone giallo e l'esibizione di numerosi artisti, dalla sfilata di moda, i pittori e soprattutto i bambini che saranno impegnati in un concorso grafico che comincerà nel pomeriggio, permetterà sicuramente di dare il massimo di questa manifestazione che ormai è giunta alla 18ª edizione. Un auspicio e un augurio a tutti voi, sperando di incontrarvi domani e dopodomani con la presenza anche dei Petrolini, la strada del Cabaret, perché possiamo veramente divertirci e trascorrere una bellissima estate.